Eder. Mech. Pallister. Messina. Giovane studentessa uccisa a coltellate in strada. Caccia al killer in fuga. Era una tranquilla giornata di fine marzo quando la violenza si è abbattuta improvvisamente su Sara Campanella, una giovane studentessa universitaria di soli 21 anni. Accoltellata a morte in pieno giorno a Messina. Il dramma si è consumato lungo Viale Gazzi, nei pressi dello Stadio Celeste, nella zona sud della città. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si trovava alla fermata dell'autobus quando è stata raggiunta dal suo aggressore, un giovane che potrebbe essere stato suo coetaneo. Dopo un'accesa discussione, l'uomo le ha inferto un colpo mortale alla gola, per poi fuggire senza lasciare tracce. Immediatamente è soccorsa da alcuni passanti, tra cui anche studenti del suo stesso corso di laurea. La ragazza è stata trasportata in condizioni disperate al Policlinico di Messina, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano. Sara è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sara Campanella era una giovane studentessa originaria di Mesilmeri, in provincia di Palermo. Si era trasferita a Messina per frequentare il corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico, sognando un futuro nella ricerca o nella diagnostica medica. Il suo profilo social rivelava ben poco della sua vita privata. Su Facebook aveva pubblicato solo una foto di un gatto e una frase che oggi assume un significato drammatico e malinconico. Mi amo troppo per stare con chiunque. Chi la conosceva la descrive come una ragazza riservata, dedita agli studi, con poche amicizie ma molto selettive. Il suo futuro, però, è stato spezzato nel modo più brutale. Le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sulla dinamica dell'omicidio. Secondo una prima ipotesi investigativa, Sara stava litigando con il suo aggressore prima di essere colpita. Il movente potrebbe essere la fine di una relazione sentimentale, che la ragazza aveva deciso di chiudere. L'uomo, incapace di accettare la separazione, l'avrebbe seguita e aggredita con ferocia. Le testimonianze raccolte raccontano di urla disperate che hanno attirato l'attenzione dei passanti. Alcuni giovani, probabilmente colleghi universitari della vittima, hanno provato a prestarle soccorso, mentre uno di loro avrebbe tentato persino di inseguire l'assassino, senza riuscire a fermarlo. Decisive per ricostruire l'accaduto potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Si ipotizza che l'aggressore possa aver seguito Sara fin dall'uscita dall'ospedale dove aveva trascorso la giornata, forse pedinandola fino alla fermata del bus. Nonostante le prime voci circolate sui social, i carabinieri hanno smentito la cattura del presunto assassino. La caccia all'uomo è ancora in corso e le forze dell'ordine stanno perlustrando la città con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. L'identità dell'aggressore sembra ormai nota agli inquirenti. Si tratterebbe di un giovane che avrebbe avuto una relazione con la vittima. Gli investigatori starebbero stringendo il cerchio attorno a lui, ma al momento non è stato ancora arrestato. L'omicidio di Sara Campanella ha scosso profondamente l'intera comunità di Messina e della sua città natale, Mesilmeri. Si tratta dell'ennesimo femminicidio, un dramma che si ripete con una frequenza spaventosa in Italia. Una giovane donna, con tutta la vita davanti, è stata strappata via dalla brutalità di un uomo che non accettava un rifiuto. Gli amici e i colleghi di Sara, ancora sotto shock, si sono stretti nel dolore per una perdita insensata. Ora, la speranza è che l'assassino venga presto arrestato e che giustizia sia fatta per Sara, per la sua famiglia e per tutte le vittime di violenza. Sebastiano dice che le persone che gli sono vicine lo prendono in giro e hanno strumentalizzato la morte di Liliana, ma in realtà è lui che ha strumentalizzato l'omicidio. Lui si è svegliato ora con 3 anni di ritardo. Quello che dice adesso lo doveva dire 3 anni fa. Controllate tutti quelli che erano vicini a loro, alla coppia. Siamo stati controllati e intercettati soltanto noi familiari di Liliana. Solo quelli da questa parte, dalla parte di Sergio. Lui ha contatti con il figlio, li ha sempre avuti. Ha fatto il Natale con lui e poi dice che non si vedono più.
Ci dicono che lo vedono a Gorizia con lui e poi parla della nipote. Ma lui non sa neanche di che colore sono gli occhi di sua nipote. Perché quando io gli chiedevo come sta tua nipote, portala al parco, fai il nonno. Ah no, loro sono per conto suo, non li vedo mai. Allora cosa viene a tirare fuori adesso queste cose qua? A noi nessuno ci ha messo in testa niente. Noi conoscevamo Liliana e sapevamo ed eravamo certi che non si sarebbe mai suicidata. Lui dov'era in quel momento? Che bisogno aveva di andare in tutte le televisioni dal primo giorno? O secondo, indifferente. Lui non l'ha mai cercata. Lui qua da me ha detto che ha dato 27.000 euro al figlio i primi di dicembre. 20.000 o più ne aveva a casa e questo è scritto al sito ed è testimoniato. Non sono stati fatti i controlli perché altrimenti il dottor Dainotti, che io ringrazio, non avrebbe chiesto di indagare per omicidio e controllare 24 punti. Lui non è stato mai controllato. La sua macchina non era in via quella mattina. Neanche lui sa dov'era. Prima dice che non sa dove l'ha parcheggiata, poi forse a Barcola. Ma cosa stiamo dicendo? La sua GoPro poi è taroccata. Noi siamo andati in televisione perché sapevamo che Liliana non si era suicidata e quando lui andava in televisione a parlare e dare della ladra a me e a mia figlia. Voi cosa avreste fatto quando ho detto che gli abbiamo portato via la fede? Prima io, poi Gabriella, poi no l'ha portato via la polizia. Ma con tutte le bugie che ha detto dall'inizio noi dovevamo stare zitti, e grazie alla lungimiranza del dottor Dainotti che siamo riusciti ad avere la riesumazione. Bastiano, contrario di tu stesso, mai contento e mai soddisfatto. Sia bianco che tu dici no, sia chiaro, voglio il cielo scurissimo. E tu, sempre tranquillo, e acceso il treno. Non stai di da, troppo freddo, troppo caldo. Non bevo vino, ma l'acqua mi fa. E poi mi lagnuca, mi do gli cuori. Sempre più contrari. Avete visti idee? Assolutamente. Ma sono così cadiciti voi. Io grido e poi rinnego. Sono tutti pazzi ma io no, sogno sano. Si dico sì e no in realtà. Spitterà la procura, sogno tranquillo. È dura, è un momento chino. Ditta, colleziono cappelli, chi porto casino, ma di soldi non ne hai. Affilo cutiluni di Frodo. Assolutamente. Capisci? Lo faccio così, non faccio cosà. È un gran complotto ma non faccio dico. E in ogni caso è tutta colpa mia. Ultima ora dove gourmet. Basta un po'
Ma stavolta del più ritornata, stava dietro una casa solo pubblico. Bastiano si gratti a testa, sta domani, sospira e... Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.